risplenda su tutta la terra la tua gloria. Risplenda su tutta la terra la tua gloria, perché la tua bontà giunge fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Ti celebrerò fra tutti i popoli, oh Signore, a te salleggerò fra le nazioni. Risplenda su tutta la terra la tua gloria. Il mio cuore ti appartiene, lui guarda verso te. Canterò e salmeggerò per adorarti, oh Dio. Estate di salterio eccetera, io voglio risvegliare l'alba, ti celebrerò, a te io canterò. Risplenda su tutta la terra la tua gloria. Risplenda su tutta la terra la tua gloria. Risplenda su tutta la terra la tua gloria. Risplenda, 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 risplenda. Risplenda, risplenda la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria. Risplenda, risplenda la tua gloria. Alleluia, gloria a te Signore. Amen, benedetto Signore, alleluia. Un applauso più forte Gesù. Gloria a te Signore. Allora ci alziamo e leggiamo insieme Atti 6, Atti 6, versetto 1. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i 12, radunato un gran numero di discepoli, disse: non è bene per noi, lasciata la parola di Dio, servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutti i discepoli, ed essendo Stefano uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicarone, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Amen. Quindi, versetto 5. Questa proposta piacque a tutti i discepoli ed elessero Stefano uomo ripieno di fede e di Spirito Santo. Insieme a Stefano furono eletti anche Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmea e Nicola.
Quindi hanno preso 7 diaconi. Noi sappiamo che la parola diacono vuol dire servizio, quello che serve. E gli apostoli in questo periodo avevano parecchio da fare, erano pochi, e siccome la Chiesa cresceva si sono trovati in difficoltà, soprattutto perché c'erano gli ellenisti che erano ebrei che non parlavano più ebraico ma parlavano greco, non conoscevano più la lingua ebraica ma conoscevano il greco, o comunque erano nati fuori da Israele, fuori dalla Giudea ed erano nati verosimilmente in una zona greca. E che cosa si lamentarono a fare? Praticamente vedevano che c'era un doppio peso, una doppia misura. Forse gli apostoli non lo hanno fatto neanche apposta, forse impegnati come erano in tutti i servizi che avevano, gli altri, i discepoli, si approfittavano del loro grande affare e quindi portavano avanti i propri interessi anziché gli interessi di tutta la comunità. Quindi qualcuno si è lamentato, gli apostoli hanno capito che c'era qualche cosa che non andava e hanno cercato 7 persone ripiene di Spirito Santo. Ora, per il servizio, per servire, ci vuole lo Spirito Santo. Ok? Non è sufficiente la sola capacità. I requisiti che loro hanno chiesto erano sapienza e Spirito Santo. Quindi era necessaria sia la conoscenza, sapienza, sia lo Spirito Santo. Dice, ma lo Spirito Santo da solo non bastava? Ni. Perché tu puoi essere ripieno di Spirito Santo, ma se non hai la sapienza non vai da nessuna parte. Ok? Sapienza è intesa anche come conoscenza della parola di Dio. Si parla di Filippo e degli altri 6 come persone che avevano conoscenza della parola di Dio. Erano ripieni di Spirito Santo, ma avevano anche conoscenza della parola di Dio e avevano conoscenza anche del lavoro che c'era da fare. In questo brano Stefano viene addirittura nominato 2 volte, questo vuol dire che mette enfasi particolare su Stefano come se fosse il capo di questi 7 diaconi, è messo per primo ed si enfatizza molto sulla sua persona come una persona che è ripiena di fede, ripiena di Spirito Santo e ripiena di potenza. Però era richiesta anche la sapienza, quindi era anche ripieno di sapienza. Aveva 4 caratteristiche. 2 erano richieste dagli apostoli, Spirito Santo e sapienza, gli altri erano cose che si vedevano in lui e si vedeva che c'era veramente lo Spirito Santo e si vedeva che c'era la fede e si vedeva che c'era anche la potenza. Ma la potenza viene nominata dopo che vengono eletti servitori, dopo che vengono eletti diaconi. Quindi è il servizio che ti dà la potenza. Stefano era un uomo particolare, perché rispetto agli altri 6 aveva una visione delle cose che erano molto diverse. Lui vedeva le cose come veramente le vedeva Gesù. Guardava alle persone come Gesù guardava a quelle persone. Il suo cuore era completamente dedicato al Signore in maniera particolare, tanto che il suo modo di fare quasi quasi superava anche quello degli altri discepoli, perché lui operava prodigi, lui pregava e vedeva le persone guarite. Questo però è il risultato di un cammino. Non è che oggi noi nasciamo in Cristo e subito siamo pronti per fare quello che dobbiamo fare. No, gli apostoli hanno richiesto una cosa specifica, la sapienza. Noi non possiamo muoverci fino a quando non abbiamo conoscenza di come muoverci e questo ci viene dalla parola di Dio. Stefano vedeva Gesù perché lo conosceva perché era affamato, sentiva dagli apostoli, ascoltava dagli apostoli chi era Gesù, come si comportava. La parola che usciva dalla bocca di Gesù era la stessa che usciva dalla bocca degli apostoli. E lui assimilava in maniera unica, in maniera perfetta, non aggiungeva niente e non toglieva niente. Una curiosità di questi 7
c'è un'altra persona a cui si mette una leggera enfasi, che è l'ultimo, Nicola di Antiochia. Antiochia si trova oggi in Turchia, al confine con la Siria, ed è parecchio lontano da Gerusalemme, diciamo, credo più o meno in 500 chilometri, ma si trovava a Gerusalemme. Di questo personaggio non sappiamo niente, se non che qualcuno nel secondo secolo ha accennato a lui come se fosse lui colui che abbia dato inizio ai Nicolaiti, quelli che sono nominati nell'Apocalisse di Giovanni. Non siamo sicuri. Però, ammesso e concesso che fosse lui il fautore di questo, è nominato l'ultimo di questi 7, quindi è possibile che era quello che contava meno, o comunque quello che faceva meno, quello che pensava diversamente dagli altri. Probabilmente, se così è, se la storia è andata veramente così, questo noi non lo possiamo sapere se non per documentazioni storiche tardive. Se i Nicolaiti nascono da lui, allora possiamo presumere che lui non era allineato alla parola di Dio e non era allineato neanche agli apostoli. Per cui da lui nasce una setta, i Nicolaiti, che era una setta anche eretica. Giovanni condanna, Gesù quando parla a Giovanni condanna i Nicolaiti, addirittura li associa a Jezebel. Quindi dipende da come noi siamo aperti nella mente e nel cuore alle cose del Signore. Dì alla persona accanto a te, apriti a Gesù. Stefano era una persona che guardava completamente a Gesù. Era sottomessa alla volontà degli apostoli, infatti serviva, ha obbedito al comando di servire, ok? Cioè gli hanno imposto le mani gli apostoli, lo Spirito Santo già ce l'aveva, quindi non gli hanno imposto le mani perché doveva ricevere lo Spirito Santo, ma perché era stato designato, mandato, era stato scelto per quella missione che lui doveva compiere. Quindi ubbidiva agli apostoli, ubbidiva anche alle persone, perché uno che serve alle mense, no? C'è uno che dice, per favore cameriere, uno champagnino. Ecco, Stefano doveva ubbidire, tra virgolette, alla mensa, cioè al popolo, doveva essere disponibile per quelli che erano alla mensa. E infine era sottomesso allo Spirito Santo, perché noi sappiamo che Stefano ha fatto cose che non furono comandate dagli apostoli, non furono comandate dagli uomini, ma fu comandato dallo Spirito Santo, ma gli apostoli si fidavano di Stefano, perché sapevano che era un uomo pieno di Spirito Santo e quando agiva per opera dello Spirito Santo. E Stefano, quando si muoveva per lo Spirito Santo, nessuno gli diceva niente. Era libero di farlo perché sapevano chi era Stefano. Era uno che era sottomesso all'autorità, ma era uno anche che serviva le persone. Questo ha dato caratteristiche a Stefano che sono uniche in tutto il Vangelo, in tutto il Nuovo Testamento. Ha fatto sì che lui vedesse cose che gli altri non hanno potuto vedere, sentire cose che gli altri non hanno potuto sentire. Certo, naturalmente questo l'ha pagato con la vita, è morto martire ed è morto martire molto presto. Però possiamo dire anche di Stefano che era un leader, cioè uno che ti faceva ascoltare, perché aveva questa capacità di essere sottomesso, ma nello stesso tempo di essere ripieno di sapienza e di Spirito Santo. Quindi ha avuto tempo di recuperare sapienza, ha messo tempo nei suoi studi, nella sua conoscenza, ha messo tempo nell'ascoltare gli apostoli, perché sempre di studiare si parla. Studiare qualcosa significa mettersi là e analizzarla, guardarla, sentirla parlare. Amen. E lui sentiva parlare gli apostoli, non era sottomessa solo alla volontà degli apostoli, era sottomessa anche alla sapienza degli apostoli, alla parola che gli apostoli davano. Ed era anche uno che cercava la verità. Quindi il suo modo di fare era un modo in linea con quelli degli apostoli, cioè lui
come ho detto poco fa, non metteva niente in più e non toglieva niente a quello che veniva detto. Atti 7, se voi andate a leggere tutto Atti 7, è lungo, io non l'ho letto. Stefano viene accusato, talmente lo Spirito Santo si vede in lui, talmente ripieno di Spirito Santo, talmente i sacerdoti, i farisei, vedono Stefano in maniera particolare che lo accusano, e lo accusano ingiustamente, dicendo anche delle bugie. Lo accusano di dire che Gesù sarebbe ritornato sulla terra e avrebbe distrutto il Tempio e lo avrebbe riedificato. Naturalmente erano cose inventate perché non lo potevano vedere. Guardate che quando uno più opera secondo lo Spirito, più il diavolo ci deve mettere lo zampino. Perché non hanno guardato agli apostoli come pericolo? Perché non hanno guardato agli altri diaconi? Perché non hanno guardato a tutti i sacerdoti che nel mentre si stavano unendo a quelli di Gesù il Nazareno? Perché nel mentre, se voi poi andate a leggere più sotto, c'è scritto questo, che molti sacerdoti si convertivano a Gesù, al Vangelo. Perché non si sono opposti agli apostoli piuttosto che a Stefano, che era l'ultimo, diciamo, era un diacono, non era un apostolo? Voglio dire, nell'ordine di importanza è molto in basso. Possiamo dire però che oggi è considerato, il diacono è considerato anche l'aiuto del pastore. In ogni caso, perché proprio Stefano? Perché Stefano veramente guardava Gesù. Gli altri no, gli altri sì, pure, ma lui ormai viveva una vita che era dipendente 360 gradi a Cristo. Non aveva pensieri di niente, lui pensava solo a Gesù. Il suo modo di porsi verso le cose spirituali era solo in Cristo. Lui non guardava a nient'altro. Quando guardava le persone non vedeva le persone come persone che dovevano essere aiutate, ma come persone che doveva servire in Cristo. Pensate che nel momento in cui veniva lapidato, guardava i suoi nemici e disse: Signore, non imputare loro questo peccato. E se n'è andato con la gioia. Più noi guardiamo a Cristo, più noi abbiamo la capacità di muovere le montagne, più anche abbiamo la capacità di far tremare il nemico, perché il nemico aveva paura di Stefano. Aveva paura di Stefano, perché sapeva qual era la sua potenzialità. Più noi siamo in Cristo, più noi cresciamo nelle cose spirituali, più noi abbiamo gli occhi aperti. Dì la persona accanto a te, occhi aperti. Come? Occhi aperti. Ci vuole tanta sapienza e ci vuole tanto Spirito Santo nella nostra vita. Lo Spirito Santo nella nostra vita viene, ma noi siamo, quando lo Spirito Santo viene nella nostra vita all'inizio, noi siamo persone immature spiritualmente, siamo piccoli. Potenzialmente abbiamo la forza e la potenza di muovere le montagne, ma nella pratica no, perché siamo persone immature. Perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Lo spirito c'è, ma manca la sapienza. Certe volte molti cristiani fanno danno, io leggo su internet cose che sono allucinanti, veramente ve lo dico, io frequento su Facebook cose allucinanti, perché appena arriva in loro lo Spirito Santo, hanno il diritto di andarsi a leggere la parola di Dio, per carità, però poi non cercano la guida, non cercano colui che li può seguire in quel percorso e gli può indicare come avere sapienza nella giusta maniera. E badate che la parola di Dio ci dice sapienza, non conoscenza. Perché noi possiamo avere conoscenza della parola di Dio, ma non avere lo Spirito Santo e non avere la sapienza. La parola di Dio può trasformare le persone nella misura in cui noi mettiamo lo Spirito Santo o nella misura in cui lo Spirito Santo si muove nelle persone. Io conosco persone che hanno letto la Bibbia, ma
sono antibibliche e anti-Cristo, nel vero senso della parola. Si sono lette la Bibbia, forse l'hanno letta più di me e di voi messi insieme. Ma quando si legge la Bibbia bisogna guardare a Gesù. Noi guardiamo a Gesù quando leggiamo. Noi dobbiamo ricercare la sapienza della parola di Dio, non soltanto la conoscenza. Che la conoscenza è bella. Uno quando fa sfoggio di conoscenza, bella è la conoscenza. Ma è la sapienza quella che conta, cioè conoscere le cose secondo lo spirito, non conoscere le cose secondo la carne. Amen? Devi conoscere le cose secondo lo spirito e non secondo la carne. Quindi quando noi leggiamo che Stefano fu un servitore, non secondo la carne, ma secondo lo spirito, fu un servitore che ha dato veramente se stesso. Atti 7,55 dice, parlando sempre di Stefano, ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Ok. Nel momento in cui lo stavano accusando, lo stavano trascinando per lapidarlo, lui vede il cielo aperto. Io di pochissime persone nella Bibbia ho letto che avevano occhi talmente aperti da vedere cose particolari. Stefano non ha visto quello che ha visto Eliseo. Eliseo vedeva attorno a sé angeli pronti a combattere. Stefano ha visto Dio e ha visto Gesù Cristo alla destra di Dio. Ha avuto una visione meravigliosa. Nel momento in cui lo stavano accusando, lui neanche guardava i suoi accusatori, guardava il cielo. E guardando il cielo ha visto la gloria di Dio. Era talmente assuefatto spiritualmente dalle cose celesti che vedeva le cose celesti anche quando ognuno di noi avrebbe visto la croce. Continua e disse, ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma essi, mandato alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi del giovane, E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saul. Così lapidarono Stefano, che egli invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Quindi Stefano ha invocato Gesù come lo ha fatto Gesù. Cioè veramente lui ha imitato Cristo anche nella morte. Nel momento in cui Gesù stava morendo sulla croce ha detto Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. L'immagine perfetta di Gesù era su Stefano. Quando Stefano stava per morire gli hanno detto Padre non imputare loro questo peccato. Amen. Lo Spirito Santo lo aveva talmente convinto che ormai lui era dipendente a 360 gradi da Gesù, dalla sua presenza. È meraviglioso. Stefano forse è stato uno di quei personaggi che hanno dato una svolta al cristianesimo iniziale, sia con la sua sapienza, sia con lo Spirito Santo che era in lui, sia con la sua sottomissione particolare, con la sua obbedienza particolare, col suo servizio, col suo diaconato e con la sua morte. Oggi c'è un posto a Gerusalemme che viene ricordato, si chiama la Porta di Stefano, o chiamata anche la Porta dei Leoni, vicino alla piscina di Bethesda. E passando di là, probabilmente quello è veramente il luogo dove Stefano è stato lapidato, certo, un po' modificato. Ed è bello perché ancora oggi
quel nome riecheggia in quel luogo, in un posto dove non c'è cristianesimo oltretutto, perché è nella zona dei musulmani. Ancora quel luogo viene chiamato la Porta di Stefano, in ricordo proprio del martirio del nostro fratello caro. Andiamo a leggere ora 1 Corinzi 9,25. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. A quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per ricevere una corona incorruttibile. Se a Stefano oggi dovessero dare la medaglia, perché ci sono le Olimpiadi, lo sapete? Se a Stefano oggi dovessero dare una medaglia, sicuramente prenderebbe la medaglia d'oro, della disciplina più dura che ci può essere alle Olimpiadi, che non lo so qual è, non me lo chiedete. Avrebbe superato ogni record del mondo e sarebbe stata una persona che quel record lo avrebbe detenuto per lunghissimo tempo. Stefano è la medaglia d'oro. Amen? Ora il mondo, lì corrono per una corona corruttibile, però sapete quanto vale quella corona corruttibile? E per chi vince la medaglia d'oro sono credo che siano 160.000 euro. Poi sono 90 per l'argento e credo 45 o 40 per la medaglia di bronzo. Chi li esce questi soldi? Tokyo? No. È un premio che dà l'Italia a coloro che hanno vinto le medaglie. Quindi queste cifre sono solo italiane. In alcune parti del mondo, più piccolo è il paese, parliamo come nazione, più piccola è la nazione, quindi meno giocatori ha, più alto è il premio. Addirittura ci sono nazioni dove per una medaglia d'oro danno 1 milione di euro. Mentre ad esempio in Inghilterra non danno niente. Dici, ma allora perché giocano se non gli danno niente? Perché comunque dappertutto, in Italia, in Inghilterra, in Francia, in qualsiasi paese, ci sono gli sponsor che sborsano dindini. Ok, poi non è che aspettano 4 anni per ricevere la medaglia d'oro delle Olimpiadi, ci sono poi diversi premi durante i 4 anni, quindi diverse prove, diversi allenamenti e via dicendo, ma loro state tranquilli che lavorano sì per una corona corruttibile, ma è una corona corruttibile abbastanza sostanziosa. Ok? Ecco perché voi vedete che c'è gente che si ammazza la vita per arrivare lì, perché là ti danno un premio vero. Una volta invece si gareggiava solo per la gloria umana. Non c'era un premio. I greci quando facevano le Olimpiadi, non è che ricevevano niente, è una corona dall'oro per fare la tisana. E basta. Ok? Quindi Paolo quando dice per ricevere una corona corruttibile parla della corona di alloro che era corruttibile, cioè dopo un po' moriva quella alloro. Oggi corrono per una corona che è altrettanto corruttibile, va bene, ma è più sostanziosa. Però il discorso è uguale. Paolo ci parla e ci dice che noi riceviamo una corona che non è corruttibile, quindi è superiore in quantità di premio per noi. Non parla più cioè noi gareggiamo per qualcosa che è superiore, che è molto superiore. Amen. Voi gareggiate questa gara in Cristo? Sì o no? Alzate la mano. Chi non la alza o è bugiardo o fa... Amen. Corriamo per questa corona corruttibile. Quindi, se corriamo per questa gara, per ricevere questa benedetta corona di gloria in cielo, vuol dire che noi ci stiamo allenando come fanno i veri atleti. Ovvio che non alleniamo il corpo, alleniamo l'anima, alleniamo il nostro pensiero. Lo spirito è già salvato, quindi che cosa dobbiamo allenare di noi?
i nostri pensieri, la nostra anima, il nostro modo di fare, il nostro comportamento, che non è facile, assolutamente. Ecco perché ci alleniamo ogni giorno a migliorare. Non è che diventiamo perfetti in questo mondo, ma ci avviciniamo ogni giorno di più alla perfezione. O comunque ci arriviamo a quel punto dove possiamo dire, come ha detto Stefano, vedo i cieli aperti. Magari il suo record non lo supereremo mai, va bene? Però vinciamo. Non abbiamo bisogno di superare il record di Stefano per arrivare a prendere il premio. Uguale lo prendiamo il premio. Quindi alleniamo noi stessi. Quindi la medaglia ha due facce. Una che è bellissimo, no? Quando hanno vinto i mondiali gli italiani abbiamo fatto la festa, la super festa, no? Cioè, anche io che non è che mi piace tanto il calcio, che non ho guardato quella partita, mi sono visto forse gli ultimi 4 gol, come si chiamano? È il rigore, ecco, talmente sono istruito su questa cosa che dico, vabbè, pensate che l'ultimo gol io li ho visti esultare e ho detto, ma com'è? E mi facevo i conti con le mani, faccio, ma manca qualche cosa, ma può essere che hanno vinto. Però una volta che hanno esultato, ho esultato pure io. Bella, quando gli hanno dato la medaglia, ok, bellissimo. Cioè, poi voglio dire, l'inglese scapparò tutti perché giustamente hanno perso, ma gli italiani che erano là hanno continuato a festeggiare. Hanno continuato a festeggiare. Questo che vuol dire? Che se vince uno, vincono tutti. Vince la nazione intera. La gloria non appartiene solo alla persona, la gloria appartiene a tutta la nazione. Quindi se ognuno di noi vince ed è vincitore in una gara, non ne beneficia solo la persona, ne beneficiamo tutti. Quindi non è che siete invitati a gareggiare solo per voi stessi, siete invitati a gareggiare per voi stessi, sì, ma la gloria che voi avete non è solo per voi, è per tutta la Chiesa. Come anche la disgrazia che fu per gli inglesi, fu per tutta la nazione. Però la regina ha detto, ci rifaremo, tanto io ho tempo. Cioè, capite? Ma noi in Cristo, quando vince uno di noi, vinciamo tutti. È meraviglioso, perché tutti noi rappresentiamo il corpo di Cristo. Però non è giusto che uno solo combatte per tutti ogni volta, perché tutti devono esultare per le fatiche di un altro. A partita di calcio poi c'è la squadra, certo, non lo so. Amen. Dobbiamo essere una squadra. Quindi c'è l'altra faccia della medaglia qual è? La sofferenza. Sofferenza non intesa come punizione corporale, sofferenza intesa come lavoro. Non è che dall'oggi al domani uno si iscrive al CONI e diventa calciatore, a parte che prima ti devono accettare al CONI. Però, ammesso e concesso che ti fanno iscrivere al CONI, non è che diventi calciatore tutta una volta, giusto? Giuseppe, tu che sei calciatore? No. Ecco. Quindi Paolo ci dice che c'è l'autocontrollo. Dille alla persona accanto a te, autocontrollo. L'autocontrollo lavora sia sulla mente sia sul corpo. Parliamo di mente e corpo perché lo spirito è già ok, è in Cristo. Noi siamo spiritualmente ok nello spirito, siamo risorti nello spirito. Quello che dobbiamo disciplinare è la mente e il corpo. Come si fa? Con una dieta ferrea. I calciatori, gli sportivi fanno diete che sono ferree. Non è che non mangiano, ma mangiano quello che devono mangiare perché l'allenamento richiede quel tipo di alimentazione. Spiritualmente è uguale, non è che noi possiamo mangiare tutto quello che c'è sul tavolo, perché spiritualmente ci può fare male qualche cosa. Dobbiamo capire noi a che livello siamo e mangiare quello che ci serve. Ecco perché Paolo dice ad alcuni che hanno bisogno del latte. Amen? Per questo Paolo dice che c'è bisogno per alcuni il latte, perché si parte dalla base e poi crescendo, perché siamo immaturi spiritualmente, siamo bimbi quando nasciamo in Cristo.
Così come siamo immaturi fisicamente quando intendiamo fare i calciatori o i ginnasti o qualsiasi altro sport. Ci vuole un allenamento costante. Non è che l'atleta fa 40 giorni di allenamento e poi ne fa 20 di meno, 10 o anche 5 di riposo totale. In quei 5 giorni si consuma la vita, deve rifare un lavoro enorme. Il suo allenamento è costante, ogni giorno, pure il sabato e la domenica. Spiritualmente noi abbiamo bisogno di allenarci ogni giorno, di avvicinarci alle cose spirituali ogni giorno, non un giorno sì, non un giorno no, ma ogni giorno. E questo significa disciplinarsi in quello che mangiamo spiritualmente, disciplinarsi come ci mettiamo davanti al Signore. Rinunciare a relazioni interpersonali. Guardate che molti giocatori sono persone sole. Non so se avete sentito di un atleta che si è ritirata dalle Olimpiadi perché aveva problemi per i fatti suoi. Non era psicologicamente tranquilla, ecco, probabilmente aveva dei problemi e ha rinunciato alle Olimpiadi. Mentre era là, Tokyo, disse basta, non è una cosa mia, devo prima pensare alla mia vita. Perché gli atleti in genere sono persone sole, perché il loro tempo lo passano sempre ad allenarsi. Che vita triste che hanno loro, almeno noi siamo in Cristo e siamo gioiosi. Amen. Triste. Pure hanno le relazioni umane, ma non pensate che ce le abbiano come le abbiamo noi. Quindi si autocorregge, ma nello stesso tempo si fa allenare da un coach. Sapete che il coach, che non è lo scotch, è l'allenatore, in americano è il coach, che non è un semplice allenatore. Il coach ti segue a 360 gradi, a livello psichico e a livello fisico. Il coach quasi quasi dorme con l'atleta. Quindi c'è sottomissione, ubbidienza, perché il coach ti può aiutare. Il coach ti deve portare a vincere la medaglia. Non la vince il coach la medaglia, ma ti deve portare a vincere il premio. Il coach fa il tuo bene, fa il bene del giocatore, dell'atleta. Amen. Dire alla persona accanto a te, il coach ti fa bene. Quindi abbiamo detto che è anche sostenuto economicamente, quindi ha gli sponsor, ha anche lo Stato che lo sostiene. L'atleta è sostenuto dalla Lega a cui fa riferimento, è sostenuto dallo Stato, è sostenuto da noi. Le nostre tasse vanno a finire pure là. Che cosa voglio dire? Che ognuno di noi deve sostenere l'altro. Non possiamo essere, vero che ci vuole il coach che ti guida a 360 gradi, quindi ci vuole la figura del pastore, ci vuole la figura che guida la Chiesa, ma nello stesso tempo ognuno di noi deve supportare l'altro. Ognuno di noi deve dare il suo contributo per la crescita di ognuno di noi, dell'uno dell'altro. Pregate gli uni gli altri e se avete qualche problema tra di voi, chiaritela e subito pregate. Se c'è qualcuno che ha delle capacità, noi lo dobbiamo sostenere, non abbattere. Lo dobbiamo portare avanti, non eliminarlo. E lo dobbiamo sostenere soprattutto nella sapienza, non nella conoscenza solamente. Nella sapienza, cioè quella che, l'abilità che ha, la deve mettere a disposizione del regno dei cieli e deve far sì che cresca spiritualmente. Amen? Noi siamo, Dio quando ci guarda ci vede atleti, Dio quando ci guarda ci vede come persone che potenzialmente possiamo dare tanto. Guarda a ognuno di noi e dice tu puoi, allenati, studia, perché tu puoi farlo. Amen?
Ok, la vittoria. Abbiamo detto che la vittoria di uno è la vittoria di tutti, perché tutti noi sosteniamo quella persona. L'Italia vince, ma perché in realtà anche l'Italia, ognuno di noi, ha contribuito alla vittoria della nazionale, ha contribuito alla vittoria delle medaglie d'oro. Ognuno di noi sborsa un pochino per dare un premio a queste persone e quindi ognuno di noi ha diritto di festeggiare insieme. Tutti siamo chiamati a migliorare le nostre capacità. Nessuno di noi si può permettere di restare pigro. Se diciamo che stiamo correndo una gara, se diciamo che ci stiamo allenando per ricevere una corona incorruttibile, e allora non è cosa nostra stare fermi. Non può essere. Non esiste un atleta che oggi si iscrive per la medaglia d'oro al CONI, non lo so, io non ne conosco, associazioni sportive, e poi non fa niente. Non può essere, non esiste. Tu sei scritto nel libro della vita e quindi in quanto tale devi lavorare e devi servire per il regno dei cieli. E lo fai con la tua testimonianza come ha fatto Stefano. Stefano alla fine sì, si vedeva che era un uomo sapiente, ma era nella pratica che si vedeva l'uomo sapiente. Lo Spirito Santo era in lui, ma si vedeva in mezzo alle persone che era un uomo ripieno di Spirito Santo. Non aveva bisogno di fare il dottore, il dotto. Aveva bisogno di far vedere lo Spirito Santo che era in lui. Tutti noi dobbiamo sostenerci perché dobbiamo sostenere il corpo di Cristo, perché poi alla fine c'è un corpo solo che corre, un corpo solo che va per quella vittoria. Il nostro premio sicuramente è eterno ed è migliore in assoluto. Per quanto ognuno di noi possa fare fantasie su questi 160.000 euro, e io ce le faccio le fantasie, mi sa avessi 160.000 euro. No? Anche una metà. Tutti noi facciamo fantasie se avessimo 160.000 euro. Che cosa possiamo fare? Ecco, fai le fantasie invece sulle cose spirituali, perché la tua spiritualità, il dono di Dio nella tua vita è superiore a 160.000 euro. Tu puoi fare più di quanto potessi avere. E lo puoi fare nella potenza e nella sapienza dello Spirito Santo. Amen? Alziamoci. Amen. Signore, noi veniamo alla tua presenza oggi. Ancora vogliamo ringraziarti. Signore, ancora non abbiamo chiaro che cosa vuol dire nella nostra vita essere sottomessi alla tua volontà, sottomessi alle autorità. Non abbiamo idea, Signore, ancora di che cosa sia questa parola, perché la associamo a cose negative, la associamo a cose di questo mondo. Non pensiamo secondo lo Spirito, ma pensiamo secondo la carne. Liberaci, Signore, da ogni illogica umana. Noi vogliamo liberare il nostro cuore. Vogliamo fare come Stefano che guardava completamente a te, che guardava completamente e solamente a Gesù. Vieni, Spirito Santo, vieni a riempirci di te in questo giorno, in questo momento, Signore. Vogliamo avere lo Spirito Santo in noi, come lo aveva Stefano. Vogliamo avere la sapienza che aveva Stefano. Signore, insegnaci a disciplinarci. Insegna a disciplinare i nostri pensieri, il nostro corpo. Insegnaci, Signore, a fare le tue cose, a guardare le cose secondo come le vedi tu. Insegnaci, Signore, a muoverci, a camminare come ti muovevi e camminavi tu. Vogliamo essere sottomessi prima di tutto alla tua parola e per questo vogliamo avvicinarci ad essa, per ricevere sapienza da essa. Secondo lo Spirito Santo vogliamo essere ripieni, non della conoscenza umana, ma della sapienza che viene dai cieli. Vieni, Spirito Santo, spingici verso quella direzione. Sii tu il nostro primo coach, il nostro primo allenatore. Vogliamo vincere questa corona incorruttibile. Signore, insegnaci. Spirito Santo, muoviti con la tua unzione su di noi affinché possiamo essere dei buoni servitori.
Shayas naisera kiram malera vayu. Horia shadara yas naisera kai. Yes shadara yas naisera. Dei buoni diaconi, Signore, disposti a servire alle mense, prima che muoversi per i miracoli, Signore, disposti a servire alla mensa, nei lavori più umili, disposti ad ascoltare la Tua voce e il bisogno delle persone, disposti, Signore, a mettere da parte noi stessi e guardare a Te. Vieni Spirito Santo, vogliamo essere come Stefano, vogliamo essere imitatori di Stefano perché Stefano ha imitato Te. Facci vedere i cieli aperti come li ha visti Lui. Apri i cieli, Signore, in questo momento. Facci vedere la gloria del cielo. Facci vedere Dio Padre. Facci vedere Gesù Cristo seduto alla sua destra. Spirito Santo, vieni, apri i nostri occhi. In questo giorno, in questo momento, noi deponiamo ogni nostro pensiero, deponiamo ogni nostro peccato, deponiamo ogni nostra follia, deponiamo, Signore, ogni nostra ribellione. La deponiamo, Signore, perché sorga il Tuo nome in noi e sorga il Tuo nome in noi al 100% in maniera perfetta. Vieni, Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi. Apri i miei occhi, Signore. Voglio abbandonare tutto quello che è un ostacolo nella mia vita, tutto quello che mi impedisce, i sentimenti umani. I sentimenti carnali, Signore, umani di questo mondo. Io voglio ricevere i sentimenti celesti del cielo. Voglio avere un cuore secondo il cuore Tuo, Signore. Voglio avere pensieri secondo i Tuoi pensieri. Lavaci col Tuo sangue, Signore, liberaci da ogni violenza che noi facciamo a noi stessi, violenza negativa, Signore. Vieni, Spirito Santo, lavaci col sangue dell'agnello in questo giorno, in questo momento, mentre ci apprestiamo, Signore, a questa santa cena. Lavaci col Tuo sangue, rendici degni, Signore. Noi confessiamo ogni nostro peccato, ogni nostra mancanza davanti a Te, Signore. Perdona le nostre colpe e facci simili a Te, Signore, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù. Noi vogliamo cacciare via ogni spirito malvagio che ci disturba. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di potenza sul Tuo popolo oggi, Signore, in questo giorno e in questo momento. Vieni a liberarci da ogni male, Signore. Rendici conformi, Signore, al cielo, alla visione Tua celeste, Signore, nella nostra vita, nel nome di Gesù. Vengo davanti a Te. Affinché possa essere migliore per Te, perché non voglio più stare
sei incredibile e invincibile. A te va la lode, a te va l'onore, perché tu sei tutto per me. A te va la lode, va l'onore, perché tu sei tutto per me. Vieni Spirito, toccami e chiama la lode in me. Vieni Spirito, toccami e chiamami. Sei la mia ninfa che nutre l'anima, sei ciò che di prezioso perché hai cambiato tutto in me. Voglio essere una fonte d'acqua viva, voglio essere un faro che conduce a te. Non voglio più nascondermi, ma voglio